Il 2014 è stato un anno importante per il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia. Da un lato è stato il primo anno di attività della nuova legislatura regionale, un anno quindi nel quale si sono concretizzate le prime azioni strategiche della programmazione amministrativa, politica di questa maggioranza. Dall'altro lato, quest'anno si sono celebrati i 50 anni del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia. 50 anni di autonomia e di specialità, quindi ricordo dei 50 anni, celebrazioni, non autocelebrazione, ma un momento di riflessione importante, da un lato sul rapporto ai contenuti e l'attualità dell'autonomia e della specialità regionale, dall'altro su quelle che possono essere le nuove sfide rapportate proprio alla storia, sul tema dell'emigrazione, sul tema delle relazioni internazionali, sul tema dei rapporti con il governo, sul tema anche attraverso momenti culturali, momenti di riflessione, mostre storiche su quello che sono i contenuti anche che hanno dato origine alla storia di questa regione e quindi anche alla sua identità, alle sue peculiarità culturali, linguistiche e identitarie che sono poi la base appunto dell'autonomia, della concessione dell'autonomia regionale. Dicevo però un anno importante, il primo anno di attività completa della nuova legislatura regionale e quindi una produzione legislativa che ha visto da un lato assecondare le strategie di governo della maggioranza regionale approvando i documenti di bilancio e i principali provvedimenti di riorganizzazione e di strategia della programmazione politica, dall'altro lato anche una serie di interventi che hanno avuto riferimento diretto con la struttura del Consiglio e con le attribuzioni del Consiglio stesso. Voglio ricordare in questo senso l'approvazione della legge sul garante dei diritti alla persona e sul fatto quindi attraverso questa legge di aver riportato in capo al Consiglio i temi complessivi del sistema di garanzia alla persona, i diritti all'infanzia, i diritti alle persone discriminate, i diritti per la libertà e parità di accesso alle funzioni, ma poi vorrei soffermarmi in particolar modo su quella che è stata la produzione legislativa che ha caratterizzato in maniera importante e caratterizzerà in maniera importante il lavoro non solo di quest'anno, ma soprattutto i prossimi anni. Mi riferisco all'approvazione della riforma della sanità regionale, in analogia a questo la riforma poi del sistema delle autonomie locali. Abbiamo affrontato un anno di crisi complessiva economica che ancora perdura, abbiamo cercato quindi di assecondare quelle iniziative per quanto attiene semplificazione delle procedure amministrative e assicurare attraverso gli strumenti di bilancio e le dotazioni finanziarie alle principali attività e alle principali iniziative di ordine economico, non dimenticando però altri aspetti importanti, quello della cultura e anche gli interventi in materia di sport, poi i 100 anni della Grande Guerra, dall'altro lato il tema del risparmio della spesa pubblica e in questo senso andremo all'inizio del prossimo anno a chiudere anche sul tema dei vitalizi, ma già come dico quest'anno i dati di bilancio del Consiglio segnano una evidente iniziativa di risparmio di spesa e una volontà nel corso del prossimo anno di aprire iniziative a favore dei giovani, il coinvolgimento delle scuole, il coinvolgimento delle compagini sociali ai lavori del Consiglio e ovviamente alla frequenza del Consiglio stesso, perché comunque il Consiglio regionale è il luogo di rappresentanza dei diritti democratici civili dell'intera collettività regionale ed ogni cittadino di questa regione deve sentirsi impegnato, partecipe e anche responsabile controllore dell'attività che viene svolta all'interno di questo consesso. È in questi termini che mi ho il piacere anche di formulare i migliori auguri per il 2015. Possiamo guardare al futuro con rinnovata speranza. La prima legge che approderà in Consiglio nel 2015 sarà proprio quella legata al rilancio dell'impresa e al rilancio dell'economia industriale per questa regione, alla quale seguiranno ovviamente interventi importanti anche in materia di welfare, di diritto sociale,
ma d'altro canto mi auguro che il 2015 possa segnare anche una ripresa di fiducia e di colloquio tra le istituzioni, la politica e la cittadinanza